Benvenuti, oggi è lunedì 1 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:25. La luna sorge all'1:47 e cala alle 16:07. Oggi si celebra Santa Ester. Il nome Ester ha origine ebraica e significa stella. Il 1 luglio è la giornata internazionale delle cooperative. La cooperativa è definita come un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per rispondere a esigenze e aspirazioni economiche, sociali e culturali comuni, attraverso un'impresa di proprietà congiunta e controllata democraticamente. Con lo slogan Cooperative per lo sviluppo sostenibile siamo quindi invitati a riconoscerne il contributo significativo all'economia globale e il ruolo nella costruzione di un futuro più sostenibile. Buon 57° compleanno a Pamela Anderson, la bagnina più famosa della televisione. Nata in Canada negli anni 90, è entrata nell'immaginario collettivo come sex symbol grazie alla serie Baywatch, tanto da diventare ospite fissa delle copertine di Playboy. Da ragazza a lanciarla è stato uno strano episodio. Un'inquadratura durante una partita di football ha ottenuto una tale ovazione che una ditta le ha proposto un contratto da testimonial. Auguri anche alla criminologa Roberta Bruzzone, che compie oggi 51 anni. È nota per il suo coinvolgimento nel caso del delitto di Avetrana come consulente della difesa di Michele Misseri. È stata consulente in altri casi di cronaca nera, come la strage di Erba. È stata autrice e conduttrice di programmi televisivi come Donne Mortali, oltre a essere opinionista di Ballando con le Stelle. Spegne 72 candeline Dan Aykroyd. Lo ricordiamo per il ruolo di Elwood dei Blues Brothers. Ha raggiunto la fama mondiale in coppia con John Belushi. I due hanno debuttato come comici per poi sfondare grazie al leggendario film musicale del 1980 con i loro inconfondibili completi neri e gli occhiali da sole. Da lì la nascita della band Blues Brothers che scalerà le classifiche di vendita. Morto Belushi per overdose nell'82, Aykroyd si è dedicato quasi esclusivamente al cinema. Oggi farebbe inorridire qualsiasi ragazzo al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori digitali. Eppure, quando la Sony il 1 luglio del 1979 lanciò nei negozi il Walkman, un mangiacassette con le cuffie, rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. Sapevate che ci sono vulcani in attività anche su Venere? Nel nostro sistema solare abbiamo la certezza che esistono due corpi con un vulcanismo attivo, la Terra e Io, una luna di Giove. Su altri sono note forme di geyser, ma nessun altro possiede vere e proprie emissioni di lava, a eccezione di Venere, il secondo pianeta dal Sole. Si stima che vi siano 20 eruzioni annue che durano più di 1000 giorni terrestri. Buon inizio settimana ai 12. È proprio la luna in Toro che inaugura questa settimana, pratica, assolutamente decisa a rendersi passionale congiungendosi a Marte e un po' stravagante con Urano. Vediamo cosa significa per i 12. Ariete, sicuramente la luna richiama l'attenzione a degli affari pratici, familiari, domestici, quindi sursum corda e rimboccatevi le mani per la casa e la famiglia, vedrete a fine serata, non ve ne pentirete affatto. Toro, la luna oggi inizia la settimana proprio da voi, promettendo con quella congiunzione marziana di essere più veemente, forse a volte un po' incontrollata, ma sicuramente incredibilmente passionale. Occhio a ciò che dite. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto interessante, anche molto intuitiva, proprio perché la luna in 12° campo vi sussurra, vi suggerisce qualcosa, magari delle pulsioni o delle attrazioni che proprio non volevate dirvi.
Cancro, la vostra luna oggi è nell'amico compatibile Toro, quindi stabilisce proprio un regime di sestile sia col Sole che con la bella Venere, promettendo sogni d'amore e illusioni decisamente piacevoli. Qualora e laddove la vostra forma fisica avesse risentito nell'ultimo periodo di un po' di stress, ecco una giornata perfetta per farvi belli. Leone, una giornata oggi con la luna contro, una luna di quadratura questa, per cui ancora una volta tornano un po' di malumori e di malesseri. Con la luna così marzianizzata potreste sentirvi bellicosi, a volte commettete il rischio di attaccare liberamente il partner sulla base di una semplice sensazione. Badate un po' a come vi rivolgete al partner. Vergine, giornata con una stupenda luna di trigono, ma anche Marte e Urano che promettono soluzioni e nuove collaborazioni. Un abbraccio amico, un consiglio di una persona che volontariamente vi dà una mano vi scalderà il cuore. Bilancia, giornata oggi con luna un po' troppo distante dai vostri gradi per sentire gli umori, più che altro sarete un po' stupiti di quanto caos c'è intorno a voi. Oggi scivolerete un po' tra i nervosismi altrui senza troppo essere coinvolti. Scorpione, giornata oggi con luna d'opposizione che rincara la dose di Marte e Urano. Oggi qualcosa forse andrà storto, vi farà storcere il naso, soprattutto in famiglia quando non vi sentirete molto capiti o quando il dialogo diventa un po' più aggressivo. Il periodo è buono comunque perché siete supportati da Sole, Venere e Mercurio, quindi mantenete la calma e l'amorevolezza di cui siete fatti da bravi segni d'acqua. Sagittario, luna anche per voi un po' troppo distante in gradi oggi, ma ci pensa Giove a stimolarvi, a farvi puntare un po' su tutta una serie di cose che vi interessano, come per esempio l'idea di un viaggio che potrebbe maturare dentro di voi, anche se breve lo farete volentieri. Capricorno, luna di trigono oggi, una solida luna che appoggia le azioni marziane e uraniane e oggi sembra che proprio tutto vada per il verso giusto. Sempre a sentirvi un po' insicuri con Sole, Venere e Mercurio in opposizione, ma oggi la luna vi riconduce alla ragione. Non c'è niente che non va bene, c'è solo un'altra sfida da affrontare, ma voi sapreste stare senza. Acquario, luna di quadratura oggi, i pianeti quando sono in Toro non sono molto benevoli nei vostri confronti e un sottile senso di nervosismo potrebbe impadronirsi di voi. Peraltro la luna e Marte quadrando con Plutone portano a galla delle vecchie passioni che forse non sono del tutto concluse o esaurite. Pesci, giornata oggi abbastanza piacevole proprio perché la luna riscalda passionalmente la comunicazione. L'intesa è assolutamente solida, soprattutto il lavoro gode di una certa vigoria, proprio come lo volevate, fluido e veloce. A fare ricorso per primi a quelle 3 lettere furono i tedeschi, il 1 luglio del 1905. Il segnale di soccorso SOS rispetto ai predecessori risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse, 3 punti, 3 linee e 3 punti, e quindi facilmente comprensibile anche per i meno esperti. In inglese si dice "Don't cast your pearls before swine", che in italiano significa "non dare perle ai porci". Anche se potrebbe sembrare strano, questa frase proviene dal Vangelo, pronunciata da Gesù ai suoi discepoli. Il significato del messaggio era chiaro: non sprecate le vostre energie con persone che non vi ascoltano, che non sono in grado oppure che non vogliono capirvi. Insomma, indica uno spreco di risorse quando i destinatari non sono degni di riceverle. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il pittore Carlo Zinelli. A 20 anni viene chiamato per il servizio militare a Trento e poi si unisce alla guerra civile in Spagna. Purtroppo, dopo appena 2 mesi, iniziano a manifestarsi segni di disturbo mentale come manie di persecuzione e deliri.
Nonostante le difficoltà, Carlo cerca di ritornare alla sua vita normale, passando da ospedale ad ospedale, tra terapie elettroshock e periodi di isolamento, fino a quando nel 1947 viene internato nel manicomio di Verona. Ma dopo alcuni anni la sua vena artistica ritorna e lo salva. Dedica 8 ore al giorno all'arte, al disegno e al colore. Le sue opere ammontano a quasi 2000 dipinti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Siamo in missione per conto di Dio. E se lo dicono loro, perché noi non dovremmo crederci? Noi vi aspettiamo sempre qui domani per un nuovo imperdibile appuntamento. Buona giornata dalla vostra Martina.